La politica dovrebbe dare delle risposte in merito chiare e precise, almeno ci fosse un po' di moderazione, e invece vediamo il nostro presidente di regione che va ad accendere il falò più grande di tutto il Veneto, che è quello di Arcade. Ad accendere il falò della polemica ci pensa il consigliere regionale Andrea Zanoni, che se da un lato ricorda le procedure aperte dall'Europa sugli sforamenti continui alle PM10 in pianura padana, dall'altro pone una domanda. In una situazione di allarme sanitario, in una situazione di violazione delle leggi sulla tutela dell'aria e quindi della salute, ci possiamo permettere delle deroghe e di imbrattare ulteriormente l'aria che respiriamo? La situazione dell'inquinamento dell'aria in Veneto, in provincia di Treviso, è di allarme e di totale illegalità. A usare toni ancora più forti il consigliere comunale Roberto Grigoletto, che ieri ai nostri microfoni aveva parlato di attentato alla salute, chiamando direttamente in causa il comune. Mi sembra che sia chiaro che qui c'è stato proprio un attentato alla salute e che la responsabilità politica, amministrativa della città e dei cittadini dovrebbe farsi un serio esame di coscienza. Attacco subito rispedito al mittente dal sindaco Mario Conte, ospite di 20 e 10, gli sforamenti c'erano anche con le passate amministrazioni, il senso. È la prima volta che mi danno addirittura del terrorista a sto punto per quanto riguarda la salute dei cittadini. Termini francamente inaccettabili. È una tradizione che dura da tantissimo e che è giusto che vada avanti. Noi abbiamo messo massima tutela anche da un punto di vista ambientale, con delle prescrizioni agli organizzatori. Nel frattempo dal consigliere comunale del gruppo misto Domenico Lo Sappio arriva la proposta di mantenere la tradizione innovandola in senso tecnologico, magari con dei fasci di luce, un Panevin 4.0 dunque. Vediamo se tanto basterà a gettare acqua sul fuoco.